Some days filled with sorrow, I don't know just what to do. Am I happy today? Am I lonely tomorrow? Everything depends on you. I've been waiting for the angels to knock on my door. I've been hoping that everything could be like before. Open your heart and tell me what's wrong. Why can't you talk like you used to do before? I don't know if I'm weak, I don't know if I'm strong. Hey girl, I can't cope anymore. I've been waiting. E buongiorno e benvenuti a questa bellissima giornata di sport a Palmanova, nella nostra città fortezza. 13ª mezza maratona, ma anche e soprattutto 5ª edizione della Corro Anch'io, marcia ludico-motoria che vede l'incontro di tanti partecipanti, di tanti amici, che nasce proprio per partecipare insieme ai grandi podisti a una bella passeggiata, una bella corsa sulle fortificazioni di Palmanova. Baluardi, rivellini e lunette all'insegna del divertimento, all'insegna del buono sport, all'insegna di una giornata insieme a tanti amici. E mancano pochi minuti alla partenza della 5ª edizione della Corro Anch'io. I nostri amici della FIASP staranno per partire per una bellissima corsa e passeggiata sulle fortificazioni di Palmanova. Pochi minuti fa è partita la 13ª mezza maratona e tutti quanti sono impegnati in questa bellissima manifestazione qui a Palmanova oggi 15 novembre. Siamo all'interno del Museo della Grande Guerra e della città fortezza di Palmanova, sito sul dongione di Porta Cividale. Porta Cividale è una delle 3 porte monumentali costruite in periodo veneziano proprio come ingresso alla città. Porta Cividale che detiene questo museo che è ricco di cimeli ma soprattutto di piante e mappe storiche che ci fanno capire come nel 1593 Palmanova fu fondata, città fortezza che i veneziani resero unica per la sua forma stellare, per il suo impianto fortificatorio fatto di terrapieni ma soprattutto anche di gallerie nascoste alla visione del nemico che non sapeva dove poteva entrare, dove poteva camminare all'interno della fortezza nascosta grazie a questi imponenti terrapieni e alla possibilità da parte dei soldati veneziani di muoversi all'interno dei rivellini e dei baluardi attraverso delle logge coperte che permettevano il loro spostamento anche con i cavalli e con lunghe picche alte fino a 5 metri. All'interno di questo museo si possono vedere la ricostruzione attraverso i plastici delle fortificazioni e
anche di quelli che furono le principali milizie che risiedevano all'interno della città fortezza di Palmanova, milizie che avevano il compito di difendere la fortezza attraverso proprio la difesa con lunghe picche e con i moschetti, picchieri, alabardieri, moschettieri, ma anche cappelletti, guardie del provveditore generale che avevano lo scopo di difenderlo e che venivano da Istria, Croazia, Dalmazia e portavano i loro vestiti multicolori proprio qui all'interno della fortezza. Abbiamo anche ospiti dalla vicina Slovenia che partecipano sempre numerosi. Da dove venite? Da Nova Gorica e da un gruppo da San Pietro che si chiama Mark. E partecipate sempre a queste corse FIAS? Sempre. Ogni domenica da vari posti. Corri anche tu a Palmanova? Cammini, ti piace questo percorso la prima volta? Sì, la prima volta, bello, molto bello. E cosa ti piace di più? Ristori, percorso, amici? Amici e il percorso, bello, che così ho scoperto anche le mura di Palmanova. E alla Corro Anch'io c'è anche il Nordic Walking, gruppo di? Non abbiamo un gruppo, siamo individuali, quindi... E è la prima volta qui a Palmanova? No, siamo già stati. Cos'è che vi piace di questo percorso? Ma è alternato tra collina e pianeggiante, quindi stimolante, insomma. E quanti chilometri farete? 12. Grazie. Con oltre 1500 partecipanti alla quinta edizione della Corro Anch'io si sta per concludere questa corsa FIAS qui a Palmanova. Grande successo di pubblico, grande successo di iniziative, grande successo di quella che è la corsa che richiama sempre tanti partecipanti qui a Palmanova per il percorso,
per la grande organizzazione, per i punti ristoro che i partecipanti hanno sempre sul loro cammino, sul loro percorso. Ancora una corsa che ci fa vedere le bellezze di Palmanova e le fortificazioni. Qui si conclude oggi la quinta edizione della Corro Anch'io, ci rivediamo il prossimo anno. Buongiorno, sono Leandro Bertuzzi, presidente del locale associazione Gruppo Marciatori e Gruppo Sportivo delle Aquile Friulane di Fagagna. Sono qui per invitarvi domenica 22 novembre alla 37esima edizione della Marcia per le colline di Fagagna, che si snoderà su dei percorsi di 7, 12, 21 e 30 chilometri. Ho il piacere di annunciarvi che con quest'anno i percorsi si snoderanno anche sui comuni limitrofi di Moruzzo, come era già consuetudine, ma anche di Colloredo di Montalbano, con nuovi scenari panoramici e collinari che meritano sicuramente una bella camminata.